L'ingegner Santino Lopresti, già presidente del Comitato Regionale Sicilia, è stato eletto ufficialmente vicepresidente dell'area sud e rimarrà in carica fino alla scadenza del prossimo quadriennio olimpico. Il tutto è avvenuto in occasione dell'assemblea elettiva della Lega Nazionale Dilettanti Calcio tenutasi presso l'Hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino, nel rigoroso rispetto delle normative anti-Covid e durante la quale si è confermato con l'80% delle preferenze Cosimo Sibilia alla carica di presidente della Lega Nazionale Calcio Dilettanti per il secondo mandato consecutivo. Sì, si ritorna in un incarico nazionale. Io sono stato tanti anni col beach soccer, per 7 anni ho guidato il beach soccer a livello nazionale, poi sono tornato in Sicilia, oggi con Sandro che si è stabilito di avere impegni diversificati, c'era un ritorno qui in Sicilia da parte di Sandro Morgana, l'amico Sandro, quindi la Sicilia che ha un ruolo importante all'interno del Meridione, quindi conferma la sua vicepresidenza. Per me dicevo che non è un lasciare ma è un raddoppiare, nel senso che agli impegni della Sicilia, ma agli impegni di tutta l'area meridionale che attraversa momenti difficili e che però probabilmente noi che nelle difficoltà ci tempriamo e quotidianamente le dobbiamo affrontare ci stiamo trovando meglio, vedo, rispetto ad altri comitati regionali. Dicevo quindi che c'è un impegno per la Sicilia, ma c'è un impegno per l'area meridionale, ma c'è un impegno anche a livello nazionale. Noi siamo impegnati su più fronti e quindi stiamo lavorando per la ripresa dei campionati. Cosimo Sibilia è stato rieletto presidente, ecco, cosa c'è nel prossimo futuro? Si parla di una ripresa dei campionati con particolare attenzione e magari di non penalizzare le squadre che in questo momento non ce la possono fare, ecco, ci aggiorni Presidente. Sì, il presidente Sibilia non poteva che essere riconfermato, è stato un presidente che ha avuto molta attenzione per il territorio, ha messo tutte le risorse possibili che sono state non solo trasferite da altri ma che abbiamo a disposizione per aiutare le società, sia in un momento in cui prima della pandemia che in un momento successivo, al momento in cui siamo entrati in questa situazione di pandemia generale, quindi ricorderemo i contributi alle società, la diminuzione degli stessi contributi di iscrizione, delle tasse di iscrizione, i contributi assicurativi. Ecco, c'è stata una riduzione. Per quanto riguarda la ripresa noi stiamo lavorando inizialmente con il campionato di eccellenza, successivamente noi pensiamo che si possa ripartire, perché se il governo mette un minimo di risorse per quanto riguarda i tamponi alle società, io penso che questi ragazzi non possono essere chiusi. Ci si meraviglia che il sabato, la domenica, appena le regioni aprono, si incominciano alcune vie dei centri o alcune solite vie abituali dell'aperitivo e non aperitivo ma non può che essere così, non può essere che questi ragazzi non vanno a scuola, dov'è il luogo della socializzazione? Oggi non c'è più un luogo di socializzazione, non c'è nella scuola, non c'è nei campi di calcio e questi due luoghi sono luoghi fondamentali per un giovane, per la formazione di un giovane, per l'educazione di un giovane, per stare insieme ad altri. E allora io capisco perfettamente e noi dobbiamo cercare di aiutarlo. Del resto si è dimostrato che sia nel mondo della scuola, sia nel mondo dello sport, questi livelli pandemici alti non mi pare che si riscontrano, per cui ecco, se c'è un impegno economico io penso che si possa ripartire. La Sicilia in più ha avuto un vantaggio perché ha previsto nel suo PEPU, cioè nel suo bilancio annuale, di mettere una risorsa da 100.000 euro che può essere elevata fino a 150.000 euro ora con la presidenza Morgana, perché si possono recuperare risorse del torneo delle regioni. Bene, si può andare ad investirli nei confronti di quelle società che riprendono l'attività sportiva.